Guida operativa SGLS, un termine difficile per dire che INAIL, COBIS, SPISAL e tutte le parti sociali della bilateralità per la sicurezza dell'artigianato veneto hanno lavorato 2 anni dalla firma di un protocollo d'intesa fatto con l'INAIL stesso per arrivare alla realizzazione di una guida operativa molto pratica che possa essere adottata dalle imprese del sistema casa per raggiungere una qualità di lavoro e di attenzione verso i possibili incidenti che possono venire nel mondo del lavoro e che semplifichi in questo modo tutto ciò che una volta era adempimento e che diventi invece un modo di operare. La guida è la prima in Italia, il risultato è stato ottenuto grazie al lavoro anche di 15 imprese artigiane che hanno lavorato con INAIL e SPISAL durante tutto l'anno scorso per arrivare a compilare una guida che fosse confacente alle esigenze delle piccole imprese. La guida operativa è una contestualizzazione a quelli che sono gli aspetti di sicurezza e salute nell'ambito delle piccole imprese dell'artigianato del sistema casa. È stata strutturata e realizzata proprio per rispondere alle esigenze espresse delle imprese nella materia della sicurezza e della salute. Gli obiettivi sono quelli di una riduzione del fenomeno infortunistico e della diminuzione dei rischi che possono poi esporre a malattie professionali. La nostra proposta è una proposta operativa, pratica, è una proposta adatta alle piccole imprese ed è soprattutto un metodo non solo di cosa va fatto ma anche di come va fatto. Si struttura proprio di una guida operativa ma anche di 8 procedure come esempio e di 30 documenti di sistema. Questo servirà alle imprese per riuscire a mantenere sotto controllo tutti gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda. L'hanno sperimentata 15 imprese in un anno e sono tutti entusiasti, nel senso che hanno avuto risultati positivi per l'impresa ma anche un responso buono da parte dei dipendenti. Sì, una delle nostre attività principali è stata la motivazione all'adozione del sistema, che vi ricordo è un atteggiamento virtuoso in quanto non obbligatorio, e il coinvolgimento dei lavoratori tutti. Non esiste sistema che possa essere adottato ed efficacemente attuato solo dall'imprenditore e tenuto all'interno di un cassetto. Era un qualcosa che andava vissuto e condiviso da tutti i lavoratori, ma non solo, è stato ampliato anche a fornitori, clienti e committenti. Si può dire che questo sia un passaggio fondamentale per arrivare a quel concetto di sicurezza 365 giorni all'anno e 24 ore su 24, cioè che diventi una cosa normale invece che un adempimento? Beh, questo era un po' l'obiettivo intrinseco di quello che abbiamo fatto. In altre parole, la sicurezza e la salute non possono essere legati a un obbligo di legge, sono innanzitutto un elemento mentale, un atteggiamento comportamentale e una condizione di virtuosità che ognuno si porta appresso non solo durante l'orario di lavoro, ma in tutta la giornata. A mio avviso sarebbe ormai ed è ormai riduttivo parlare di sicurezza sul lavoro. La sicurezza è sicurezza sempre. Tanto impegno, soldi, relazioni, e però il risultato sembra molto positivo. Sì, il risultato è molto positivo ed è un risultato, credo, per alcuni versi inaspettato. Quando in una fredda giornata di dicembre del 2016 firmammo questo protocollo con l'INAIL, pensavamo più alle problematiche che potevano sorgere anche dal punto di vista organizzativo. Sono 15 aziende che sono state individuate, che si sono messe gratuitamente a disposizione, e quindi diciamo il coordinamento e la gestione di tutto questo sembrava quasi una mission impossible. In realtà poi, grazie anche all'intervento e al supporto dell'università, ma soprattutto al coraggio e all'investimento fatto da parte delle associazioni artigiane, questa esperienza si è conclusa con, e lo vedremo anche stamattina, grande soddisfazione da parte delle imprese, ed è questa una profonda motivazione che ci fa spingere soprattutto per diffondere il più possibile, diciamo, questa guida operativa come strumento utile per le imprese. Quanto investe il COBIS per la cultura della sicurezza? Il COBIS non è nato diciamo negli ultimi giorni, il COBIS ha più di 10 anni di attività. C'è stata una prima fase nella quale abbiamo operato tramite un cofinanziamento di EBAV e diretto essenzialmente a strumenti di facile gestione
questione che però già potevano porre l'azienda in una direttrice importante in materia di sicurezza. Con questo progetto abbiamo alzato l'asticella, perché pensiamo che questo dia delle opportunità maggiore tranquillità sia ai dipendenti e alle imprese. Per quanto riguarda le risorse, siamo reduci negli ultimi 10 anni da un investimento cofinanziato, lo ripeto, da parte di EBAV, superiore al 1,5 milioni di euro, ma su questa strada noi intendiamo procedere. 10 anni, è da 10 anni che gli infortuni nell'artigianato veneto, in particolare nei settori dove lavora il Cobis, proprio che lavora nella cultura, nella formazione e nel sistema anche di relazioni con le imprese, sono calati moltissimo, quasi del 50%, e anche adesso che c'è una ripresa economica, un aumento di lavoro, di ore lavorate eccetera, i settori coinvolti nel Cobis hanno un incremento di infortuni molto più basso, anzi sono ancora in decremento, mentre nell'artigianato gli infortuni crescono adesso. Allora, io credo che questa contiguità fra i 10 anni di attività del Cobis e i 10 anni in cui abbiamo visto una netta diminuzione per quanto riguarda gli infortuni non sia un caso. Diciamo che si è risvegliato in qualche maniera quel senso, quella necessità che le imprese, secondo me, hanno al loro interno di assicurare la maggiore prevenzione possibile all'interno degli ambienti di lavoro. Vi ricordo che questa realtà delle piccole imprese artigiane vede in tutti i casi a fianco nel laboratorio, in officina, in azienda, il titolare assieme ai dipendenti, e per cui il problema infortunistico per gli uni è anche problema infortunistico che può vivere sulla propria pelle direttamente l'artigiano. Quindi noi pensiamo che ci sia una coscienza diffusa che va in qualche maniera spinta per poter operare secondo le normative. Unica esperienza in Italia? Beh, di questo tipo ritengo di sì, ci sono altre esperienze, altri comitati paritetici che lavorano nell'artigianato sugli stessi temi, ma hanno una impostazione molto diversa, con meno approccio a favore della cultura della prevenzione. Vi dico che noi abbiamo rifiutato da molti anni di fare libretti e ci indirizziamo sempre di più sulle azioni, quindi meno testi ma più azioni concrete a favore delle imprese.